Due famiglie risarcite per la morte dello stesso uomo. Anche l'amante ha diritto al risarcimento del danno parentale per la perdita del compagno morto sul lavoro se il legame era stabile, duraturo, con un progetto di vita. E dal loro amore, per di più, era nata anche una figlia, 3 anni prima della disgrazia. È la decisione del Tribunale Civile di Padova che entra nel merito del dibattito sul riconoscimento delle relazioni extraconiugali. Al centro della vicenda la morte di un operaio avvenuta nel 2018 in un cantiere della provincia di Padova. Per quell'incidente i titolari della ditta erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo. Il verdetto è stato appellato. Nel procedimento civile, oltre alla moglie e i familiari dell'Alta Padovana, il giudice Roberto Beghini ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche a una donna moldava residente a Schio, assistita dagli avvocati Michele Grigenti e Nuccia Figatti, che dal 2013 aveva una relazione con la vittima. Dal legame stabile era nata anche la bambina. Secondo il tribunale, l'uomo così partecipava concretamente alla vita della famiglia, trascorreva lunghi periodi con la donna e contribuiva economicamente al mantenimento anche della figlia e dunque della famiglia parallela. Elementi che hanno dimostrato l'esistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo. Così alla figlia di secondo letto sono stati riconosciuti 310.000 euro per il danno parentale, mentre all'amante 80.000.